Eva ha scritto un romanzo ambientato a Venezia. Scopriamo la storia di alcuni luoghi del libro insieme. La prima tappa è la chiesa di San Raffaele Arcangelo, chiamata anche chiesa dell'Angelo Raffaele, nel sestiere d'Orsoduro. Secondo la tradizione, nel VII secolo, San Magno aveva costruito 8 chiese in una Venezia ancora in costruzione. Una di queste sarebbe una prima chiesa dell'Angelo Raffaele. Nell'899 la chiesa venne distrutta da un incendio e ricostruita. Nel 1106, consumata di nuovo dalle fiamme, venne ricostruita per la terza volta e nel 1149 una quarta, sempre dopo essere andata a fuoco. All'inizio del Seicento la chiesa è così pericolante che venne ricostruita da zero per la quinta volta, progettata dall'architetto Francesco Contin, originario di Lugano e inaugurata nel 1639. I lavori per le decorazioni degli interni con i dipinti e statue proseguono anche nel Settecento, concludendosi tra il 1743 e il 1749. Ho scoperto la chiesa dell'Angelo Raffaele quasi per caso, passeggiando per le calli di Dorsoduro, e me ne sono subito innamorata. Per questa ragione abbiamo deciso di ambientarci la scena iniziale di Jugend, quella che apre il romanzo. Mentre Venezia è sommersa dall'acqua alta, Ivano Alteri, il protagonista, incontra qui, proprio in questa chiesa, Isao Asuna, un uomo inquietante quanto affascinante. Ed è proprio da quell'incontro che il mistero comincia a prendere forma. Un'altra location del libro è il Caffè Florian, inaugurato il 29 dicembre 1720 da Floriano Francesconi col nome La Venezia Trionfante, e da sempre luogo privilegiato di incontro in città. Giacomo Casanova qui corteggiava, Carlo Goldoni prende ispirazione dal proprietario per il personaggio di Ridolfo nella sua commedia La Bottega del Caffè. Qui sono passati Vivaldi, Mozart, Lord Byron, Ugo Foscolo, Charles Dickens, Goethe, Hemingway e Rousseau, D'Annunzio e molti altri personaggi storici. Il Florian è l'altra anima di Venezia, elegante, senza tempo, fatta di incontri e di storie. E per il commissario Alteri, il protagonista, è anche luogo di ricordi. È proprio qui che era solito recarsi dopo le mattine alle Fenice, insieme alla sua amata, Altea. Ed è proprio in questo luogo che decide di incontrare il principale sospettato della sua indagine. Perché a volte sono proprio i luoghi in cui si custodiscono i ricordi più belli, quelli in cui ci si rifugia nei momenti più complicati. Se volete perdervi in una Venezia insolita e misteriosa, vi invito a leggere Jugend, Mistero sul Canal Grande. E magari la prossima volta che passerete davanti alla chiesa dell'Angelo Raffaele o sarete seduti al Florian, vi tornerà in mente questa storia.